I risultati sono stati convincenti e abbiamo ottenuto l'obiettivo che era quello di liberare quella zona dalla presenza di alcune figure. Nelle ultime settimane poi si sono addirittura azzerati gli allontanamenti, segno evidente che il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha portato a un risultato importante. Scadono sabato i 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso a ridosso del quadrante di Via Roma e della stazione, e il bilancio fatto nel corso di un vertice in prefettura è più che positivo. Sono stati identificate e controllate 4.010 persone, di queste 4.010 14 allontanate in relazione ai precedenti penali di cui erano a carico e soprattutto per atteggiamenti che avevano tenuto in quel momento. Da diversi giorni non ci sono allontanamenti, si parla di zona tranquilla, quindi il provvedimento che avevo adottato ha raggiunto il suo effetto. Lo replicheremo nel caso ci fossero avvisaglie di segno opposto. Dunque al momento, durante il periodo estivo, il provvedimento non sarà rinnovato, mentre restano monitoraggi e controlli, soprattutto legati al disagio giovanile. Non riproporremo in questa fase la zona rossa, ma verranno comunque rafforzati i controlli, soprattutto nei fine settimana, contro l'interperanza giovanile. Ma valuteremo poi a settembre, se sarà il caso, di riproporre la zona rossa quando magari ci sarà anche un flusso di persone maggiore. Durante l'incontro in prefettura è stato fatto un focus sulla situazione delle periferie nei comuni più grandi della Marca per mettere in luce eventuali situazioni di degrado in alcuni quartieri. Forse la città capoluogo è la città dove magari si possono individuare alcune zone, mentre nelle altre città periferiche, insomma da Vittorio Veneto o a Conegliano, non ci sono riscontri di concentrazione di unità abitative dove c'è un insieme di queste situazioni. Sottolineeremo che rispetto a 20 anni fa nelle periferie la tipologia e le caratteristiche della comunità sono cambiate, con una sovrapposizione culturale importante che porta in molti casi benefici, in alcuni anche alcune criticità che devono essere monitorate.